online, che è il fratello Carmelo. Pace a te, Dio ti benedica e ti guidi, vai avanti tranquillo, lasciati guidare Amen. dallo Spirito Santo. Grazie fratello. Voglio leggervi un versetto da Daniele, capitolo 12, versetto 3. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle del cielo per sempre. Ora io volevo raccontarvi questo. Noi guardiamo molte volte le stelle e ci chiediamo che cosa ci fanno là sopra, chissà che cosa ci viene in mente, ma in realtà quelle raccontano la gloria di Dio, ma hanno anche un altro significato per noi. Ci rivelano l'amore di Dio nei nostri riguardi, perché quelle stelle, è vero, testimoniano la grandezza di Dio, ma Dio non ha bisogno di testimoni. Le ha create per noi, per farci vedere il suo amore, per farci vedere quanto ci ama. Allo stesso modo, quelle stelle sono un'immagine di noi come Chiesa. Noi risplenderemo come le stelle per sempre, nella misura in cui noi portiamo molte persone alla giustizia, le portiamo alla salvezza. Vedete, fratelli, sorelle, amici, quando si inizia a fare oscurità attorno a noi, quando inizia ad esserci buio attorno a noi, l'unica cosa che può darci serenità, può darci pace dentro di noi è guardare le stelle. E noi siamo come queste stelle. Quando attorno a noi inizia il buio, iniziano le tenebre, se non risplendono i figli di Dio, non ci può essere una guida nel cielo, non ci può essere niente che possa illuminare questo mondo. È necessario che noi brilliamo come le stelle del cielo, tanto più attorno a noi c'è oscurità e buio, tanto più dobbiamo sorgere come figli di Dio, come testimoni della gloria di Dio, perché a questo servono le stelle, dare gloria a Dio, ma servono anche all'umanità, dare testimonianza all'umanità dell'amore di Dio. E noi che siamo luce in Cristo non possiamo essere nascosti sotto il letto o sotto il moggio o chissà dove. Noi vogliamo e dobbiamo risplendere in questo mondo perché dobbiamo dare una testimonianza forte, la testimonianza che Dio è amore, che noi siamo stati creati per la gloria di Dio, per la grazia di Dio. È necessario che ogni credente vero esca fuori dalla sua tana, esca fuori dalla sua casa, esca fuori a risplendere, perché il risveglio è vero, nasce dal cuore, dal desiderio del nostro cuore, ma è necessario anche metterci la testa. Noi dobbiamo avere la volontà di creare, di aiutare lo Spirito Santo a creare un risveglio attorno a noi, a creare un risveglio in questa nazione. Non possiamo permetterci che le tenebre oscurino le stelle, noi non possiamo permetterci di farci influenzare da questo mondo. Noi dobbiamo influenzare questo mondo, anche se sembra che siamo piccoli, anche che sembra che siamo piccole stelline che brillano nel cielo, ma l'insieme di queste stelle può creare veramente qualcosa di meraviglioso in questo mondo. Quindi io voglio esortare i figli di Dio, soprattutto in primis, a risplendere per quella meravigliosa luce, per quella meravigliosa grazia che viene da Cristo Gesù, dal Signore Gesù. E voglio incoraggiare tutti quelli che hanno paura di uscire fuori, perché si sentono piccoli, perché sono una piccola luce non in grado di illuminare abbastanza. Non è così. Tu sei prezioso agli occhi di Dio, tu hai un compito alla sua presenza che è quello di risplendere nel corpo di Cristo. Quando tutte le stelle brillano insieme, il cielo diventa meraviglioso, spettacolare e le persone ammirano quella meraviglia e restano stupite di quella meraviglia. Io voglio pregare insieme a voi. Voglio pregare per la Chiesa, voglio pregare per quelli che sono chiamati in Chiesa, sono chiamati per la Chiesa, sono chiamati per dare gloria a Dio e per dare testimonianza. Ti prego Spirito Santo nel nome di Gesù in questo momento, in questo giorno. Stendi la tua mano potente, la tua mano gloriosa. Facci vedere, Signore, le meraviglie celesti. Vogliamo essere un risveglio durante la notte, una luce che brilla, un insieme di luce che brilla, un insieme di luce, Signore, che danno la direzione. Non vogliamo nascondere lo splendore, la grazia, la gloria che tu hai messo in noi. Non vogliamo nascondere il sacrificio del Figlio di Dio dentro di noi, per noi, della nostra vita. Vieni Spirito Santo a riportare un risveglio personale
Un risveglio, Signore, meraviglioso, un risveglio che parte dal cuore, che giunga fino alla mente, un risveglio che metta l'urgenza e la necessità di uscire da questo mondo di tenebre e risplendere in questo mondo di tenebre. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù te lo chiedo io, te lo chiediamo la Chiesa, tutti insieme, Signore. Abbiamo fame e sete della Tua presenza. Noi che siamo figli abbiamo fame e sete della Tua presenza. Immagina il mondo, Signore, come patisce la fame e la sete. Vogliamo, Signore, essere coloro che portano quel cibo nutriente, quel pane celeste. Vieni, Signore del Signore, nel nome di Gesù. Signore, noi veniamo alla Tua presenza, come Chiesa, come corpo. Veniamo alla Tua presenza, come uno, con una sola mente, un solo cuore. Alla Tua presenza, Signore. Vieni e manda la Tua unzione in questa nazione, su tutti quelli che Ti appartengono, Signore. Vieni. Il mondo ha fame e sete di Te. Questa nazione, Signore, vada nel buio, senza direzione, senza luce nella notte. Vogliamo che alzino gli occhi al cielo e che vedano lo splendore della Tua creazione, quella fisica ma soprattutto quella spirituale, fatta dai Tuoi figli, che risplendono nella notte. E tanto più si fanno avanti le tenebre, tanto più, Signore, la Chiesa deve essere luce, deve essere insieme di luce, deve essere manto stellato che dà luce. Vieni Spirito Santo, tanto più si fa attorno a noi la tenebra, tanto più, Signore, i Tuoi figli escano fuori con potenza e con gloria, con quella potenza e con quella gloria che Tu hai dato alla Chiesa, che Tu hai dato a noi. Signore, Ti voglio pregare per tutti coloro che cercano direzione, per tutti coloro, Signore, che guardano il cielo e non vedono niente, per tutti coloro, Signore, che non hanno ancora ricevuto la Tua grazia, la salvezza della croce. Ti prego, Spirito Santo, in questo momento, serviti di noi. A Isaia hai detto: chi manderò? Chi andrà per noi? E quell'uomo solo, uno solo, un piccolo uomo da solo ha detto: Signore, manda me. Così vogliamo fare, Signore, manda me. Questo vogliamo gridarti: manda me, Signore. Manda me a coloro che hanno necessità, manda me a coloro che vogliono vedere la luce, manda me a coloro che vogliono la salvezza, manda me, Signore, a coloro che hanno fame e sete della Tua parola, manda me. Vieni, Signore, Spirito del cielo, Spirito Santo, vieni a riempire, Signore, il nostro cuore di questo forte desiderio, di questa necessità, di questo peso, Signore. Vogliamo essere, Signore, i testimoni della gloria di Dio. Prega insieme a me. Signore Dio del cielo, vieni nella mia vita. Signore Dio del cielo, vieni dentro di me e fammi vedere, Signore, l'urgenza, fammi vedere, Signore, la necessità, fammi vedere la messe, Signore. Voglio essere uno di quegli operai che si alza in piedi e Ti serve. Nel nome di Gesù, Signore, intervieni con potenza. Vieni Spirito Santo, muoviti nella mia vita. Vieni Spirito Santo, muoviti nella vita di questo Tuo Figlio. Stendi la Tua mano. Spirito Santo, vogliamo essere quelli che portano il cambiamento, manifestano il cambiamento, che non si piegano alla circostanza. Spirito Santo, vieni, vogliamo essere il principio del risveglio dello Spirito in questa nazione, il principio del risveglio nella nostra casa, nella nostra città. Oh Signore Dio del cielo, manda il fuoco nelle nostre vite, affinché possiamo aprire la nostra bocca e la nostra bocca possa essere fonte di acqua viva, quell'acqua che viene da Gesù Cristo, il Signore dei Signori. Vieni Spirito, noi Ti invochiamo con tutto il cuore, con tutta la mente, vogliamo arrenderci a Te, vogliamo essere quelle stelle che brillano per sempre.
Vogliamo essere quel firmamento splendente che tu hai creato. Vogliamo essere quelli che portano molti alla giustizia della croce. Oh, vieni, Signore. Facci diventare come lo splendore del firmamento, come quella cosa che tu hai creato per i nostri occhi. Noi vogliamo questo splendore nella vita della Chiesa, perché sia di gioia e di giubilo ai tuoi occhi, perché sia di gioia e di giubilo a coloro che cercano la via. Nel nome di Gesù, Signore. Grazie, perché tu sei un Dio buono, dolce, misericordioso. A te nulla sfugge, Signore, ogni cosa nelle tue mani. Tocca i cuori, Signore, oggi, in questo giorno, in questo momento, in questo istante, tocca i cuori, Signore. E porta un risveglio particolare, un risveglio personale, un risveglio meraviglioso. Intervieni, Signore, affinché possa fremere lo spirito, possa ogni cuore riconoscere lo splendore della tua gloria e confessare ogni peccato, ogni mancanza alla tua presenza. Rendici, Signore, capaci di guardare a noi stessi, vedere i nostri difetti e chiedere a te, Signore, di servirti di noi comunque. Vieni, Signore, col tuo spirito, lavaci col tuo sangue, riempici di te, facci strumenti potenti, strumenti gloriosi, strumenti meravigliosi. Permettici, Signore, di fare la tua volontà pienamente, nella gioia. Permettici, Signore, di far muovere questo vento come vuoi tu. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù, te lo chiediamo. Grazie, Signore. Benedetto e santo sei, degno della lode, della gloria e dell'onore. Nessuno è come te, Signore. Tu sei unico, meraviglioso. Tu sei unico, il solo, l'Eterno, il Signore. Ti lodiamo e ti glorifichiamo. Ti lodiamo e ti glorifichiamo, Signore. Tutta la Chiesa ti dice amen, alleluia, gloria, osanna. Tutta la Chiesa, Signore, innalza la lode nell'alto dei cieli, affinché dai cieli si aprano le cataratte e vengano spirito di potenza in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Sei benedetto e degno, Signore. Ti lodiamo, ti ringraziamo e ti benediciamo. Osanna al tuo santo nome, Signore. Amen. Grazie, Gesù. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia.